Da oggi un nuovo treno ROC viaggia sui binari del Friuli Venezia Giulia, il primo dei 4 totali che entreranno in servizio nel corso del 2024 per un ordine complessivo di 14 treni richiesti dalla Regione. L'investimento è importante, 400 milioni di euro complessivi del contratto di servizio con la Regione Friuli Venezia Giulia, 266,5 dei quali a carico di Trenitalia. Dopo i treni blues dunque arrivano i ROC, griffati con il logo Io sono Friuli Venezia Giulia. I treni si presentano moderni, spaziosi, ecosostenibili, permettendo di ridurre i consumi del 30% rispetto ai treni di vecchia generazione e composti per il 97% da materiale riciclabile. 2 piani per una capacità d'accoglienza di 1680 persone, con oltre 685 sedute nella composizione a 6 casse. Il treno è dotato di punti di ricarica non solo per i consueti PC o smartphone, ma anche per bici o monopattini elettrici, telecamere di videosorveglianza, connessione wifi e postazioni per i diversamente abili collocate nelle immediate vicinanze delle porte d'accesso e dei servizi igienici. L'investimento vede una sostituzione di 10 treni, l'obiettivo sarebbe sostituirne 14 con questa capacità, quindi parliamo di quasi 700 passeggeri, bagagliere e biciclette a bordo, per garantire sia il turismo sia soprattutto ai pendolari, sia lavoratori che studenti, di avere un treno ad alta tecnologia che consente ovviamente un comfort di viaggio, soprattutto per chi nella quotidianità si trova a spostarsi. Stiamo riuscendo appunto a dare un servizio che prima non c'era, anche ovviamente con dei provvedimenti per esempio a favore degli studenti e delle famiglie degli studenti, con delle riduzioni importanti del costo dell'abbonamento. I ROC hanno un occhio di riguardo verso i turisti e i cicloturisti, potendo trasportare fino a 18 biciclette e includendo bagagliere più ampie per le valigie più ingombranti. Il nuovo treno circolerà inizialmente sulla linea Trieste-Venezia via Portogruaro e successivamente anche sulla Trieste-Venezia via Udine. Ogni treno ha un costo di circa 16 milioni di euro.